Firmato dal presidente della Regione del Veneto Galan e dal ministro dell'Interno Maroni il protocollo d'intesa in materia di sicurezza urbana e territoriale, presente l'assessore alla sicurezza Giorgetti. Si tratta di un documento che pone il Veneto come regione pilota per sperimentare politiche sulla sicurezza integrate e coordinate. 4 i progetti da realizzare: formazione per i volontari, scambio di informazioni tra banche dati diverse, definizione del numero unico di emergenza 112 e accorpamento delle sale operative. 8 comuni del comprensorio del Delta del Po, in collaborazione con la Regione, hanno presentato ai propri cittadini il bilancio sociale. L'iniziativa è la prima in Italia per piccoli comuni e l'assessore regionale al bilancio Isi Coppola ha annunciato la replica del progetto per i comuni dell'Altopiano d'Asiago. Primo progetto per area omogenea di bilancio sociale, ma noi siamo primi a livello nazionale anche perché siamo l'unica regione che redige da anni il bilancio sociale globale di tutto il bilancio della regione. Quindi questa è un'ulteriore attenzione per accorciare le distanze tra i cittadini e le istituzioni. Il sistema regionale delle polizie locali e la rete di protezione civile devono fare sinergia per affrontare le situazioni di emergenza. Lo ha detto l'assessore alla sicurezza Massimo Giorgetti al 10° meeting di protezione civile a Lonigo, dove ha annunciato l'attivazione dei distretti e l'adozione dei piani di zonizzazione. Con il nuovo piano di organizzazione dei servizi intercomunali di polizia locale, oggi anche il sistema dei sindaci comincia a avere la propria rete di comunicazioni, riferimenti H24 e quant'altro. Quindi va di concerto, di pari passo con quella che è la possibilità di intervento e di impiego della protezione civile. Quindi un ulteriore strumento in più per i sindaci per poter anche poi lavorare meglio in caso di emergenza. Al meeting della protezione civile di Lonigo si sono festeggiati i 10 anni di attività in regione e i 25 nella penisola. I volontari in Veneto hanno raggiunto le 16.000 unità, portando la regione ai vertici nazionali. Ma non solo volontari, gruppi specialistici, antingegno boschivo, gli alpini, i gruppi radiotrasmettitori, i gruppi sanitari, un sistema che è cresciuto. E allora questo è un punto di ripartenza, perché dopo 10 anni è cresciuto il meeting, è cresciuta la partecipazione, sono cresciute le capacità operative e noi abbiamo altri obiettivi. E il primo riconoscimento che ci fa da stimolo è quello che il Dipartimento Nazionale ci riconosce come modello per l'Italia. L'assessore ai flussi migratori Oscar De Bona ha promosso un'iniziativa per gli imprenditori stranieri in Veneto. Il progetto è finalizzato alla formazione per una corretta gestione d'impresa e cultura della legalità, con approfondimenti sui profili fiscali, finanziari e previdenziali e sulla sicurezza sul lavoro. Secondo l'ultimo rapporto sull'immigrazione nella nostra regione, gli imprenditori stranieri sono oltre 44.000.